Arriva l'estate e con lei anche Griglie Roventi, il campionato di barbecue più atteso e gustoso che ci sia. La prima tappa di questa 7ª edizione è sbarcata in provincia di Rovigo e sabato 23 giugno 50 coppie di cuochi si sono date appuntamento a Rosolina Mare e sfidate per la migliore grigliata al grido di Bronzai! Tante le novità, non più griglie alimentate a gas, ma a carbonella. Essere qui addetti ai fornelli con l'amico Daniele proprio per essere vicini a questa grande iniziativa che abbiamo tanto voluto e tanto sperato a Rosolina per la nostra località turistica. Altra grande novità, l'enoteca itinerante che ha fatto degustare al pubblico i vini di 3 consorzi: Vini Venezia, Tutela Prosecco DOC e Consorzio di Tutela Vini Montello e Colli Esolani DOC. I soldi raccolti più la quota di 10 euro per ogni iscrizione alla gara verranno devoluti alla frazione di Mortizzuolo colpita dal terremoto. Vedo che il pubblico si sta divertendo, è una bellissima manifestazione, è ormai da anni che riscuote gran successo e finalmente siamo riusciti a portarlo anche nella nostra località balneare. Sicuramente sarà divertente anche assaggiare la carne, anche perché è carne prodotta sul nostro territorio, quindi sicuramente di ottima qualità. Mi auguro che i cuochi che sono qua siano all'altezza per i nostri palati, perché siamo molto attenti. La carne fornita nel kit di gara è uguale per tutti, ma a fare la differenza è? Ma innanzitutto la cottura della carne, la cottura deve essere una cosa molto importante, quindi né troppo cotta perché per non rischiare di diventare troppo dura e neanche troppo cruda, ma soprattutto anche la simpatia dei concorrenti, quindi devono essere simpatici e devono farci amare quello che ci propongono. Che cosa sta spennellando sulla carne? Allora sto spennellando sulla carne delle essenze naturali, alcune influiscono sul profumo, altre invece sul gusto. Il segreto è il sale del nostro mare. In cucina bisogna avere pazienza e dedicarsi bene, insomma, senza avere fretta. A me piace molto cucinare, chi mi conosce lo sa bene, se ho tempo mi piace anche ricevere gli amici a casa, è una grande gioia, insomma, poter dedicare un po' di tempo e poi svaniscono le preoccupazioni davanti a un fornello. Fornitori e sponsor ufficiali della manifestazione: Ferraboli, Coldiretti Veneto e Solar Plus. I vincitori, una coppia di cuochi proprio di Rosolina. Abbiamo preso solo le pigne della nostra pineta, il papà ha fatto un fuoco eccezionale e la carne è venuta ottima. Esercitatevi con la carbonella. Il 26 luglio a Caorle ci sarà la finale e l'incoronazione del campione del mondo di barbecue.